Ben ritrovati dalla redazione. Ancora una rapina ai danni di minori a Trieste, questa volta nel rione di San Giovanni, all'altezza di Viale Raffaello Sanzio. Ieri ha coinvolto due adolescenti, prima rincorsi e poi privati con la forza pure delle scarpe da altri tre ragazzi. Registra molte similitudini con quelle avvenute lo scorso 25 aprile nel giardino di via Mascagna, Valmaura. Due casi indaga la squadra mobile che sta ricostruendo nei dettagli quanto avvenuto, tenendo anche in considerazione che a bordo dei mezzi della Trieste Trasporti sono in funzione delle videocamere. Monfalcone, un litigio e poi una sedia scagliata contro la porta a vetri dell'ingresso del locale. In mezzo a una serie di spintoni reciproci nel momento in cui il titolare del bar si è risolto ad allontanare il cliente dal suo pubblico esercizio. L'ora tarda e forse anche le consumazioni di bevande ad attenuare l'autocontrollo, l'avventore di origini domenicane ha fatto leva sulla rabbia e le emozioni di pancia suscitate dalla discussione nata proprio dall'invito a lasciare l'attività. È caduto nella notte tra giovedì e venerdì nel locale La Carrozza in via dell'Arena. Il Ministero degli Affari Esteri della Slovenia condanna con un post su X l'imbrattamento del monumento alla resistenza di Sant'Anna e l'episodio analogo avvenuto a Roma sulla lapide di Forte e Bravetta, entrambi alla vigilia del 25 aprile. Il Ministero ha espresso l'aspettativa che le istituzioni italiane competenti rintraccino gli autori del reato e adottino le misure appropriate. Ha parlato di atti di vandalismo inaccettabili che sono in totale contraddizione con i valori europei fondamentali della dignità umana, della libertà e della democrazia. Il post sottolinea inoltre l'importanza di una cultura della memoria rispettosa e globale alla quale la Slovenia persegue costantemente nelle sue relazioni con la vicina e amica Italia. 193 le persone controllate dalla Polizia Trieste nell'ambito dell'ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto che nasce dalla necessità di monitorare le aree urbane connotate da particolari condizioni di degrado urbanistico e sociale, come spiega una nota della Polizia, aree in cui nelle scorse settimane si sono verificati reati e condotte illegali di vario genere, le zone di Piazza Goldoni, Piazza Perugino, Piazza Garibaldi, Piazza Oberdan, Viale 20 Settembre, Rione Valmaura, Borgo San Sergio, Picina e la zona dell'Ospedale Maggiore. Sport, pallanuoto, una stagione strepitosa per le Orchette si chiude con una immeritata beffa finale nella nona e ultima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile. La pallanuoto Trieste ha battuto alla Sciorba la Locatelli Genova per 7-12, un risultato che non basta alla squadra sponsorizzata Summer & Co Shipping per accedere alle semifinali scudetto. Il Rapallo infatti è andato a vincere per 8-9 sul campo della SIS Roma con 3 compagini a quota 39 punti. La classifica avulsa mette le Orchette al quinto posto e quindi fuori dai play-off. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: su pianura, costa, cielo poco nuvoloso, in montagna cielo variabile, in genere con più sole nel Tarvisiano e più nubi su Prealpi e Carnia, ma con tendenza al prevalere di bel tempo in giornata. Le temperature inizieranno ad aumentare, temperature minime in pianura fra 6 e 9, le massime fra 21 e 23 gradi, sulla costa minime fra 10 e 13, le massime fra 17 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.